Allora, torniamo un po' su questi temi. Aveva accennato il discorso, sconvolgiamo tutto, non diamo maggiori autonomie a una regione anziché a un'altra, che poi non era soltanto il Veneto, ma c'erano anche altre regioni che tuttora fanno richiesta, insomma, di questo, ma stravolgiamo il tutto, chiediamo che cosa e come, perché la Costituzione lo consente. E sulla base di quali principi? Sì, intanto dobbiamo tenere presente... C'è uno statuto speciale sostanzialmente. Intanto dobbiamo tenere presente che non solo noi abbiamo la Costituzione, l'articolo 5 della Costituzione tutela le autonomie, poi si tratta di declinarle. Ovviamente su questo si può discutere, ma siccome abbiamo già dei casi concreti di autonomie spinte, se vogliamo, non tanto quanto i Länder tedeschi, io prima citavo come esempio la Germania, che è un sistema che funziona, dove i Länder sono degli staterelli, degli stati. Certo. Quindi le nostre regioni ad autonomia speciale non hanno l'autonomia che ha invece il Land Baviera o il Land, che so io, di Amburgo, che fra l'altro è una città, i Länder tedeschi, insomma. Allora, se noi calcoliamo che questo paese è un paese unito che funziona e diciamo in Italia abbiamo già delle autonomie speciali, prendiamo quell'esempio lì che si è basato sull'articolo 5 della Costituzione. Poi è venuto fuori il titolo quinto, la diciamo, modifica costituzionale introdotta agli inizi degli anni 2000, fra l'altro approvata da referendum di tutti i cittadini italiani. E adesso non si vuole applicare questa autonomia prevista dal titolo quinto. Ma la cosa più vergognosa è che oltre che essere stata approvata da un referendum nazionale, questo titolo quinto, questa modifica costituzionale, è stata richiesta la sua applicazione da un referendum regionale, dove siamo andati in massa a votare, dimostrando come cittadini veneti che volevamo questa autonomia e l'abbiamo in forma assolutamente democratica richiesta e stabilita proprio dalla Costituzione. Quindi abbiamo detto vogliamo l'applicazione dell'autonomia differenziata, che vuol dire il trasferimento non di 5, 6, 7, di 23 competenze che sono stabilite dalla Costituzione, ove ne venga fatta richiesta alla regione che la fa richiesta, in questo caso la regione Veneto. Ora, se il nostro Parlamento o i nostri politici vanno contro il referendum nazionale che aveva stabilito il titolo quinto rimodellato e modificato nel senso dell'autonomia differenziata, se vanno contro il referendum fatto dai cittadini veneti, ma ditemi voi, ma è democrazia questa? In più è la Costituzione che lo stabilisce, ma cosa vogliamo di più ancora per attuare questa autonomia? Allora, visto che l'autonomia differenziata crea tanto problemi, il nostro movimento dice, bene, allora avete paura dell'autonomia differenziata, facciamo come Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e il Veneto abbia la stessa forma di autonomia. Cosa c'è di male? Ma questo, ecco qua la domanda che poi ho fatto fuori onda, ma non è stato stabilito questo statuto speciale sostanzialmente in situazioni ben precise, dopo che c'era stata appunto la guerra, dopo che c'era stata una ripresa economica, e per agevolare queste zone di confine o che si trovavano in situazioni più svantaggiate o diverse rispetto alle altre? Ecco, io posso, questa è una bellissima domanda. Allora, riguardo al passato, è evidente che nel passato c'era una situazione diversa, una situazione che per esempio per quanto riguarda l'Alto Adige, quello che chiamiamo anche Sud Tirolo, era una situazione fra l'altro garanzia della Costituzione austriaca che diceva dopo la guerra, quello che è successo, cioè, dobbiamo tutelare quelle minoranze, fra l'altro è diventato un esempio che dovrebbe essere seguito in tutto il mondo ed era stato citato anche come esempio proprio per le regioni russofone, diciamo, dell'Ucraina, come esempio da seguire, quindi un esempio per tutto il mondo di convivenza di minoranze con maggioranze che hanno una lingua diversa, usi e costumi diversi. Ma c'era anche la Sicilia, c'era anche la Sardegna, ma voglio dire, la domanda può essere ribaltata e dire, ma scusate, abbiamo in Europa sistemi federali che funzionano 1000 volte meglio di sistemi accentrati, guarda caso Francia e Italia. Sistema di derivazione nazionalista, borbonica, sistemi ormai dell'Ottocento passati, vecchi da buttare via dal punto di vista istituzionale. Abbiamo dei sistemi moderni che sono, a cominciare dagli Stati Uniti, ma per arrivare alla Germania, alla Svizzera, guardate l'esempio della Svizzera, l'Austria, il Belgio, sistemi federali che funzionano 1000 volte meglio come servizi poi ai cittadini, come costi per il cittadino. E io rabalto la domanda e dico, ma perché non facciamo tutte le regioni italiane a statuto speciale, creiamo un vero sistema federale come previsto dall'articolo 5 della Costituzione?
Perché dobbiamo sempre porci il problema di ridurre l'autonomia di qualcuno e non di aumentare l'autonomia di qualcun altro, quando sappiamo che noi, avendo un debito pubblico spaventoso, solamente col federalismo fiscale, c'era anche in epoca fascista il federalismo fiscale, voglio dire, certo non era un problema diciamo, di distruggere l'unità del paese, ma era un sistema di controllo delle finanze degli enti locali. Non c'era come oggi che tutti i soldi vengono buttati a Roma e dopo lì qualche manina gentile li dà all'uno piuttosto che all'altro, dove c'è più capacità di influenza, di alimentare i flussi verso una regione piuttosto che verso un'altra. C'era un sistema di raccolta di tasse locali e dopo c'era un controllo a livello sia locale che a livello nazionale di vedere dove si spendeva di più a livello locale rispetto a quello che si raccoglieva. Era un sistema che vigeva anche in epoca, voglio dire, di dittatura. Perché non abbiamo più e non lo possiamo riprodurre il federalismo fiscale che c'è in tutti i paesi moderni? Questa è la cosa che ci porta a dire che noi rischiamo di perdere poi, per non dare l'autonomia come Stato Italia, noi perdiamo sempre di più la nostra indipendenza. Perché? Perché senza queste autonomie noi facciamo aumentare il debito pubblico, e aumentare il debito pubblico, che finisce anche in mano estera, vuol dire ridurre l'indipendenza dell'Italia, perché noi non possiamo fare quello che vogliamo con i soldi che ci sono imprestati dagli altri. Quando uno va in banca e chiede un prestito, non può fare quello che vuole, dipende poi dalla banca e da quello che la banca gli pone come vincoli. E noi viviamo come paese in questa situazione, che vogliamo fare la voce grossa, ma con chi possiamo fare la voce grossa se la nostra politica, diciamo, è diversa da quella per esempio europea o dell'ONU, quando abbiamo questo debito pubblico? Ma il problema resta sempre il debito pubblico, cioè non siamo certo, forti. Ma che è collegato anche alla mancanza di controllo della spesa a livello locale. Vedi il federalismo fiscale. Quindi l'autonomia, se lo mettono bene in testa tutti, è l'unico sistema per andare a ridurre il debito pubblico italiano. Altro che i LEP e tutte quelle altre cose di cui si parla. Però quelle regioni del sud in modo particolare che sono un po' spaventate da questo continuano a sostenere: volete tagliarci, tra virgolette, i viveri, insomma, perché l'errore al massimo. L'errore grande è pensare che ci sia una riduzione della quantità di denaro a quelle regioni. Non è questo che noi puntiamo a chiedere e a volere. Noi vogliamo, come fa l'Unione Europea con le regioni più deboli, come ha fatto la Germania con l'Europa dell'Est, noi diciamo non vogliamo ridurre i flussi di denaro, ma vogliamo che invece che questi flussi di denaro finanzino la spesa corrente, e cioè aumentare i dipendenti pubblici a go-go solo in alcune aree, sprecare i soldi in stupidaggini, vogliamo che i soldi vadano in investimenti che fanno lavorare le imprese, che portano un reddito, per esempio, che so io, fare delle infrastrutture migliori affinché vadano più turisti nel sud Italia, fare infrastrutture migliori affinché si possa coltivare meglio i terreni, affinché ci sia più acqua, affinché ci sia un'agricoltura che funziona meglio nel meridione. Questo noi dobbiamo puntare, non tanto a un problema di riduzione, ma di qualità della spesa. Ma se tu non hai dei sistemi di controllo, perché non hai un sistema federale e tutti i soldi vanno a Roma, dove alla fine la distanza da chi ha versato le tasse e chi le usa è abissale e non c'è nessun controllo di quello che viene fatto dei nostri soldi, perché non c'è nessun controllo di quello che viene fatto dei nostri soldi, alla fine è evidente che i soldi vanno sprecati. E alla fine ecco che un sistema federale serio impedirebbe questi sprechi e ridurrebbe il famoso debito pubblico e quindi la nostra dipendenza come Italia dai paesi che ci finanziano tramite la BCE, ci danno le garanzie che il nostro è un debito solvibile. Ma avere questa garanzia ci costa un sacco. Sì. E a proposito di costi, soldi, eccetera, questo è il PNRR, tutti questi finanziamenti che arriveranno, che sono arrivati anzi già in Veneto, a fronte però di progetti che tardano a giungere, cioè ad andare avanti sostanzialmente. Ma anche qui è un problema di qualità della spesa, bisogna fare un'attenzione enorme, no? Perché se il PNR viene dato per delle spese inutili, allora non va bene, diventa aumento del debito pubblico. Se invece viene fatto per spese di investimento, allora ecco che l'economia parte sempre di più. Noi abbiamo un'economia che sta crescendo bene, diciamocelo chiaramente anche, perché ci sono state molte esenzioni fiscali nel settore dell'edilizia, che è un settore trainante. Quando il sistema è in crisi tu dai una spinta all'edilizia e quindi i tanto vituperati bonus in realtà servono perché danno una riduzione fiscale e si sa che quando si riduce il fisco l'economia riparte. Quindi
il sistema nostro è un sistema che può ripartire nel momento in cui c'è un incentivo, c'è spesa pubblica indirizzata agli investimenti. Ecco il PNR che funzionerebbe. Dopo ne parliamo se funziona o no. Sì, infatti. Leggiamo il messaggio. Perché si ha tanta paura di federalizzare l'Italia? Perché ci sono regioni che speculano sugli aiuti centrali. Ma ditemi, il Sud con quello che fa pagare il turismo dovrebbe essere ricchissimo. E allora perché non lo è? È un'ottima domanda con un'ottima affermazione, no? Perché alla fine c'è tanta paura? Perché di rendere il sistema federale, dare delle autonomie? Perché se tu fai delle autonomie ci sarà qualcuno, come in Germania, in tutti i paesi federali, che controlla. Scusate, noi Veneto abbiamo mandato 12 miliardi di euro per aiutare 15 miliardi il cosiddetto residuo fiscale che avevamo noi individuato insieme con, ahimè, il povero Giuseppe Bortolussi della CGA di Mestre, che oggi non c'è più. Ecco, questi soldi, no? Perché non abbiamo il diritto? In un sistema autonomo invece avremmo diritto di chiedere, come fa la Baviera con gli altri Länder tedeschi, soprattutto quelli dell'est. Noi vi diamo volentieri i soldi, però voi ci dovete dire come vanno spesi. E se si scopre che i soldi vanno spesi per aumentare in un comune o in una regione del sud a go-go i dipendenti pubblici o gli stipendi dei deputati siciliani, che sarebbero i consiglieri regionali, che sono alle stelle, allora noi potremmo dire, beh, guardate che noi i soldi non ve li diamo se voi li utilizzate per fare la bella vita alle spalle nostre. Lavorate, migliorate l'agricoltura, così bisogna fare. E alla fine i più contenti di tutti saranno loro, perché creeranno un'economia autonoma, un'economia che produce reddito, che attira il turismo, che crea un'agricoltura più efficiente, più efficace, che permette di esportare di più, che permette magari di investire nelle università, in avere maggiore ricerca e sviluppo, creare per esempio delle aziende ad alta intensità di ricerca e sviluppo tecnologico, non magari cancellare i finanziamenti per la ricerca e sviluppo nel sud, che sono importantissimi, perché molti non li vogliono, perché preferiscono la spesa corrente, cioè i dipendenti inutili. E questo sta succedendo, se no noi saremmo uno dei primi paesi del mondo se noi avessimo un sistema come nel nord Italia. Una gestione diversa comunque, questo senza dubbio. Però a prescindere nella situazione attuale, rallentando o non portando a compimento tutti quei progetti per i quali sono arrivati questi soldi, cosa si rischia sostanzialmente? Ma questa cosa qui è molto, diciamo, controversa, no? Perché noi nell'ambito dei circa 200 e passa miliardi che ci sono nell'ambito del PNR, un 70 sono il bonus che ci viene dato da Bruxelles, cioè certo, a causa di tutto quello che è successo, paese più sconvolto nell'epoca anche del Covid, è un bonus, un regalo che ci viene fatto e che pochi mettono in evidenza questo. Questi 70 miliardi... Come un regalo, no? Come? Un prestito o un regalo? No, questo è proprio vengono dati all'Italia, no, vengono dati e non devono essere tornati indietro. Quindi il resto invece diventa aumento del debito pubblico nostro, no? Allora, che cosa succede? Che se però noi non riusciamo a spendere questi soldi, allora che cosa succede? Che quei 70 miliardi li perdiamo, o una parte di quelli li perdiamo. Se noi pensiamo, immaginatevi solamente questo, noi riceviamo già dei fondi europei che molti si dimenticano, perché ci sono i fondi a gestione diretta e i fondi gestiti dalle regioni. I fondi del PNR, io avevo fatto conto, per quanto riguarda solo il Veneto, sono come intensità di aiuto, come fondi, rispetto al periodo in cui vengono investiti, che è un periodo molto breve, perché abbiamo 4-5 anni, sono circa 7 volte in più dei fondi che già la Regione gestisce d'origine europea, i fondi strutturali. L'origine sono sempre le nostre tasse, certo, sì, però sì, alla fine sono fondi che vengono dati dall'Europa in gestione alle regioni. 7 volte tanto. Già si fa fatica a gestire gli attuali, immaginatevi 7 volte tanto. In più il secondo errore che c'è, qual è? Quello di non attrezzare le regioni, ma di attrezzare lo Stato. E il risultato lo vediamo, una forma di accentramento che non sta portando vantaggio, sta portando solo inefficienza nella spesa. Questa malattia tutta italiana di dover accentrare tutto la vediamo riflessa nel PNR. Quindi io non so se arriveremo alla spesa del 50%. Tempo fa pensavo arriveremo al 50% di 220 miliardi. Adesso comincio a pensare che ero ottimista. Mamma mia, aiuto. Allora, torniamo a parlare di questo, ma parliamo anche di Venezian Cluster, che mi include, perché è una cosa che è legata sempre a discorsi opportunità di finanziamenti, che cosa arriva dall'Europa, se sappiamo coglierlo e in che termini e come. Dopo la pubblicità, tra poco.